27 luglio 2016, giorno di presentazione per la Vince Nova Fantacalcio che si appresta a disputare il prossimo campionato di prima categoria. Gialloblu rinforzati nel mercato d'entrata grazie a diversi innesti dal nome importante ma anche d'esperienza. Parliamo nella fattispecie di Francesco Mantini, per lui un campionato vinto a San Marino sotto la gestione Petrone, con amico e compagno di squadra un certo La Padula, oggi al Milan. Poi Mattia Stefanelli, un attaccante in grado di fare la differenza ma tormentato nelle ultime stagioni da nomi muscolari. Il centrocampista duttile Andrea Gabrielli, che di Stefanelli non ha solo l'attesa ma anche i piedi pronti ad insinuare la porta avversaria, specie da calcio piazzato. Ma qui arriva la prima dichiarazione di serata ed avvertimento a compagno di squadra Lorenzo Fraboni. No, come ho già detto, i calci di punizione che c'è Lollo qui non mi permetto proprio, ma tranquillo Lollo. C'è spazio anche per le scommesse che si chiamano Edoardo Sabba e Riccardo Bettini, arrivati rispettivamente da Pennabilli e Cattolica. A Nuova Fitness attendono tantissimo quest'anno, spero di essere all'altezza. Questo è un bel modo per presentarsi, secondo me. Chiaro, io spero di dare il massimo, proverò a dare il massimo e mi metto in competizione con gli altri e poi quello che sarà vedremo, dai. L'ultima stagione quante reti hai siglato? Ma 6, non troppe, dai. Ecco, allora Per essere una terza categoria. Quest'anno Stefanelli 40, tu 10, dai, è fatto. Passiamo a Bettini, un applauso per Edoardo Sabba, l'altro neoacquisto. E lui è un altro. Allora, l'anno scorso io e te ci siamo conosciuti a Cattolica. Giusto. Primi mesi in stagione da dimenticare, poi dopo hai fatto il trasloco, chiamiamolo così, nel campionato sammarinese e ti sei rimesso anche tu in gioco in un campionato importante come quello di prima categoria con una formazione che ambisce a vincere. Quindi tutto perfetto per le tue caratteristiche. Esatto. Sì, l'anno scorso ho fatto un trasferimento a gennaio, mi sono trovato molto bene, ma l'allenatore, anche Giacomo Alessi, mi hanno chiamato, mi hanno convinto, era la prima scelta e così è stato. Ma come movimentiamo questa serata? Facendovi vedere solo le riprese seguite sul posto o facendo capire a voi a casa che identità ha la Vince Nova Fantacalcio? Per questo ci serviamo della canzone di Renato Zero, quella che prende il nome di Triangolo. Badate bene, alzate nella maniera adeguata il volume del vostro telecomando di casa e udite, il triangolo composto da 3 lati che racchiude le ambizioni del neopresidente Thomas Grazia, deciso a ottenere la vittoria finale nel campionato, l'esperienza del direttore sportivo Giacomo Alessi e la saggezza del tecnico Dennis Guerra. Insieme a loro un gruppo di giocatori forti che fanno proprio della loro unione un'arma vincente, ma di fronte ai nuovi volti quella frase non si nasconde. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Mentre lui chi è? Cioè è difficile farlo con te. L'esperienza insegna, dicevamo, ma di mezzo c'è anche l'euforia, quella che contraddistingue da sempre il vicepresidente del club Giuseppe Mandrelli, il primo ad intervenire ai nostri microfoni nella serata di presentazione. Quindi io mi ricollego alla vittoria della Primazione, quella domenica che è arrivata con tantissimo entusiasmo. Siamo ancora carichi fin da quella volta, grazie al nostro Presidente che ci ha dato tanta carica e tanta energia e tante altre belle cose, quindi abbiamo fatto di tutto, stanno preparando il campo sportivo, abbiamo fatto alcuni programmi per quello che riguarda il futuro. Grazie anche ai tecnici che hanno fatto una bella squadra, che quest'anno siamo veramente una squadra da vincere. E ringrazio anche i dirigenti che sono sempre presenti a tutte le manifestazioni. Non so cosa dire, dopo abbiamo organizzato anche attraverso il Presidente il settore giovanile, quindi lascio la parola al Presidente o a qualcuno al mio posto. Grazie a tutti, grazie. E speriamo di vedere più numerosi durante il campionato allo stadio. Va bene? Grazie. Ringrazio anche il nostro mister, vedo che è sorridente e con una squadra così andrà a spasso, quindi un bellissimo augurio anche a lui e a tutti voi. Grazie. Ma se per il vicepresidente Giuseppe Mandrelli valgono le seguenti note. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai,
Per Mirko Sebastiani non è così. Ma guarda, io penso come tutti gli anni, ritengo che l'obiettivo più importante sia quello di divertirsi. Divertirsi per me vuole dire lavoro, vuole dire sacrificio, vuol dire impegno, vuole dire serietà e allo stesso tempo non ci si diverte se non si ottengono anche qualche risultato. Quindi ovvio che insomma il campo vuole dire, quindi speriamo anche di toglierci qualche soddisfazione, altrimenti non saremmo qui a fare un campionato, no, comunque dove la vittoria e la classifica in qualche modo incide. Questa domanda non posso non fartela, tu parlavi prima di soddisfazioni ovviamente ne occupi tutti i giorni, di tesseramenti, soprattutto nel periodo estivo, ma anche di iscrizioni. È una soddisfazione anche per te aver iscritto finalmente la Juniores, questo è stato un passo importantissimo per la società. Sì, questa è una novità importante di quest'anno per il Vis Nova Feltre Calcio, grazie anche alla collaborazione del nuovo Feltre Calcio, quindi la società che fino a ieri aveva gestito tutto il settore giovanile. Quest'anno siamo riusciti a iscriveremo 3 classi, no, nei rispettivi campionati, quindi juniores, allievi e giovanissimi, e per noi questo è sicuramente un bellissimo impegno ma anche una grande soddisfazione. Tra le note di Renato Zero andiamo alla scoperta anche del terzo incomodo, una delle persone che ha contribuito sicuramente alla fusione del settore giovanile tra Nuova Feltria e Vis Nova Feltria Calcio, Alberto Ricci. Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità trovarmi una collocazione? Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare. Sì, dopo tanti anni che le due società si erano, non diciamo divise, ma comunque ognuno militava nel proprio campionato, abbiamo deciso con il presidente Grazia Thomas di fare una società, di riportare Nuova Feltria come era 30 anni fa, dai primi calci alla prima squadra, e credo che in questo momento sia stata la scelta giusta, perché ci sono le persone giuste, perché comunque Nuova Feltria in prima categoria ha vinto il campionato alla prima e credo che il merito sia dei giocatori e della società che è riuscita in questa impresa bellissima. Ecco Alberto, arrivano anche le conferme delle strutture, abbiamo visto Secchiano, Talamello, lo stesso campo di Nuova Feltria che in questo periodo sta ricevendo una sistemazione non solo sul campo ma anche sulle tribune. Questo è un discorso che poi affronteremo con la campagna abbonamenti. Davvero ci sono le condizioni per fare bene? Da quest'anno ci sono le condizioni per fare benissimo. Io credo che dopo il Sant'Arcangelo siamo la realtà più grande della Valmarecchia e abbiamo 3 campi, 3 impianti completamente nuovi, ristrutturati, un campo che a Nuova Feltria lo stanno rifacendo in questo momento, un campo a Secchiano, uno a Talamello, completamente tenuti, come si suol dire, a pennello, e credo che siamo pronti per fare un ottimo campionato dai primi calci della prima categoria, sperando che ci possa salire di livello ancora. Ecco, qui ti stuzzico perché proprio dopo la composizione appunto del nuovo sito web ho letto tantissime formazioni che compongono il settore giovanile. Davvero si parte dai piccoli amici fino ad arrivare alla Juniores, e come dicevo anche al segretario Mirko Sebastiani è una grossa soddisfazione perché viene rifatta una Juniores dopo tantissimi anni. Ma quest'anno abbiamo deciso di fare una Juniores, non nego senza difficoltà, perché le difficoltà ci sono state. Comunque impiantare una Juniores così in 2-2-4 non è stato semplice, ci abbiamo ragionato, sembra che ci stiamo riuscendo bene, ormai la decisione è presa, andiamo avanti. Credo che questa volta si sia chiuso il cerchio e che probabilmente potremo fare molto bene in tutte le categorie. Sei stato bravissimo, eri un po' emozionato, ma posso dire che televisivamente parlando sei perfetto. Grazie a tutti e grazie alla Vis Nova Feltria e forza Nuova Feltria. Marco, iniziamo da te, sei il veterano, hai sentito il mister, lui dice tranquilli, giochiamo, non vediamo l'ora di ripartire, tu cosa dici? Io dico che sarebbe ora che, non saprei nemmeno io cosa dire, quando mi dice così, l'8 agosto è molto vicino, però per fare la prima categoria bisogna cominciare quel periodo lì, non c'è niente, non si può dire diversamente, perché la Coppa appunto è vicino, quindi quando è ora di cominciare il campionato
bisogna che siamo belli pronti. Pregherei di passare il microfono a Francesco, sentiamo anche lui. Francesco, sentivo quello che ti ha detto Marco, sei carico anche tu a 1000? Sono carico a molla, dai, diciamo che è una bella stagione, siamo un bel gruppo di ragazzi e penso che gli inserimenti che abbiano fatto siano quelli più adatti alla nostra squadra, quindi più carico di così cosa vuoi fare? Bravissimo, ti chiedevo di passare il microfono a Daniele, sentiamo anche lui. Allora Daniele, è importantissimo questo campionato anche per te, soprattutto perché, correggimi se sbaglio, tu vivi a Secchiano, sì, però giocherai nella Vis Nova Felta, e quindi ti chiedo, la fusione con appunto la società di Secchiano è stata un capolavoro. Sì, diciamo che è un gruppo di ragazzi fantastico, che è già la terza stagione che sono con loro, con tanti ho già giocato e penso che l'impegno da parte di tutti ci sia e speriamo in una grande stagione come quella dell'anno scorso. Allora ti facciamo l'in bocca al lupo anche a te e grazie ancora. Salutiamo i 3 portieri con un grande applauso. Adesso pian piano facciamo salire anche i difensori uno alla volta, i difensori della rosa, aiutatemi anche voi. Mirko, un campionato importante anche per te, perché ricordiamo, tu sei un veterano della formazione di Nova Felta, giocavi con me addirittura negli allievi. È vero, sono passati tanti anni, però ogni anno è una emozione diversa, ci sono tanti stimoli, sempre diversi, e l'importante è andare a giocare sempre per vincere e per dare sempre il massimo, quello è l'importante, sempre e comunque insomma. Ecco, allora ti chiedo di passare il microfono a Thomas, parlate anche vicino al microfono della TV, guardate la telecamera, il nostro Massimo. Allora Thomas, è un campionato che si annuncia, come dicevo prima, con Dennis molto difficile. Tu hai avuto grandi allenatori in passato, Dennis è un altro grande allenatore, cosa ti aspetti, le tue ambizioni? Vincere, non ci sono altre parole, dobbiamo fare il meglio di quello che possiamo e arrivare il più in alto possibile. In questo momento il presidente non si fa vedere, ma immagino che dentro di sé ti stia applaudendo, perché sentire la parola vincere è quello che vuole lui. Appunto, metto solo quello che vuole lui. Bravo, qui facciamo un applauso. Quindi, però, aziendalista, bravissimo Thomas. Passiamo a Fabrizio. Sì. Allora, la notizia bella è che tu non giocherai, vero? Bravo, quest'anno faccio il custode. Allora, ovviamente con Fabrizio scherziamo. Questo è un campionato che ti riporterà un po' indietro nel tempo, perché tu comunque c'eri già stato, tra l'altro con i cugini del Pietracute, c'eri stato anche con altre formazioni, ma hai anche tu un palmarès importante alle spalle. Allora, Vis Nova Felta si riparte dopo tantissimo tempo in prima categoria. Anche a te ti chiedo le tue sensazioni già da questa serata. Adesso ripartiamo dalla prima categoria, un campionato difficile. Cambia totalmente dalla seconda categoria, quindi io sono più cauto. Pensiamo prima a arrivare a 40 punti, poi tutto quello che viene in più, tanto di cappello. In questo momento è arrivata la lettera di licenziamento del presidente, vuole sentire solo vittoria lui, Mi raccomando. No, Fabrizio ci sta, sei un veterano e ci sta quello che dici. Sì, pensiamo alla salvezza, poi ti ho detto, vediamo man mano che andiamo avanti. Ecco, il presidente ha licenziato anche me adesso, prego Gabbo Rappelli. Allora, un applauso ovviamente anche a Fabrizio, ci vuole tutto, grazie Fabrizio per la tua simpatia innanzitutto. Allora, Gabbo Rappelli e te ci siamo conosciuti che eri piccolo, adesso ti ritrovo sempre piccolo e sempre più rompiscatole. È cambiato poco. Però sei sempre al centro della difesa, leggermente più spostato. Allora, è un campionato ricco di insidie, però tu che sei un giovanotto ti aspetti i derby ovviamente con Pietracuta, Verrucchio e Sant'Ermete, no? Ma noi sì, ogni partita comunque è sempre importante. I derby hanno un valore in più, ne avevamo tanti anche in seconda, ne avremo molti anche in prima. Sono sempre partite belle da giocare e cui tutti fanno fatica a guardarle quelle partite. E qui c'è anche la forza del gruppo, tutti vogliono giocare queste partite, tutti faremo il meglio per vincerle, perché comunque è vero sì divertirsi, ma quando si perde c'è poco divertimento, quindi l'obiettivo è quello. Un applauso anche a lui, Adesso ci spostiamo a sentire Federico Ceccaroni, il capitano. Federico, allora 43 anni fa tuo nonno vinceva il campionato di prima categoria sul campo, per te l'onore di prendere quell'eredità, un'eredità sicuramente pesante. Probabilmente sì, però mio nonno in questo momento è in pensione, diciamo così, quindi
ci sono io e i miei compagni che sicuramente quest'altro anno, anche se sarà un campionato difficile, faremo molto bene, perché l'entusiasmo, la voglia di riconfermare quello che abbiamo fatto quest'anno è tanta. Siamo in prima categoria ed è la categoria che aspetta una piazza come Nuova Feltria. Perfetto, passiamo il microfono anche al tuo compagno, facciamo un applauso al capitano. No, vai Irene, dai. Prego. Parliamo io e Irene, dai. Parliamo insieme. Parlate voi due assieme. Allora, io prendevo prima in giro Mirko Antonelli, ma anche tu giocavi con me nella formazione allievi. È un onore innanzitutto riaverti qui come amico, ma anche come collega, chiamiamoci così, perché io sarò dietro la scrivania e tu sarai in campo. Io faccio il custode con Cupi, No, è un bellissimo gruppo d'amici. Mi hanno fatto tornare la voglia di rigiocare a calcio, perché avevo smesso, e piano piano cerco di dare il mio contributo, però sarà limitato. Spero che già le forze messe in campo siano abbastanza. Io sto in panchina col mister a guardarli. Tutto qua. Reno, tu confermi la panchina per lui oppure il ruolo di custode per entrambi? Tutte e due. E in panchina anche. Vai, facciamo un applauso a tutte e due. E ovviamente io l'ho fatto apposta a chiamarlo adesso, perché lo considero ancora un giocatore, ma in verità non è, perché è diventato il secondo di Dennis. Dov'è il nostro amico Giovagnoli? Dov'è? Vieni qui, non puoi. Dai Gigi! Sì. Vieni qui, ti chiamano i compagni, un applauso anche per lui. Ti ho fatto anche la barba, mi dicono. Vieni. No, solo una battuta, lo so che sei molto timido, però innanzitutto a Dennis, hai sentito quello che ha detto il mister? Tu come li caricherai, ragazzi? Cosa gli dirai? Io faccio quello che dice il mister, senza problemi. Quindi loro sanno già quello che devono fare, sono un bellissimo gruppo. L'importante è che gli innesti che sono arrivati si inseriscono bene, si deve lavorare bene e poi si va in campo per lottare, per vincere. Quindi ci salviamo il prima possibile e poi prendiamo quello che viene. Però Dennis un secondo così lo vorrebbero avere tutti. Io ti dico, lui adesso ha dato una battuta e ha detto faccio quello che dice il mister. E lui sa benissimo che ci siamo confrontati dal primo allenamento, dal primo giorno di preparazione fino all'ultimo. Quindi lui è parte integrante di quello che faccio io e viceversa, penso. Quindi la prima cosa che ho detto quando mi hanno chiesto se continuavo, ho detto se c'è Gigi rimango. Perfetto, facciamo un applauso. Chiamiamo i centrocampisti, un passo alla volta, sempre qui davanti. Prima sentivamo con Gabrielli, tutto a posto, abbiamo già concordato che non ti menerà per il prossimo campionato, quindi le punizioni sei sicuro di te? No, dai, qualche duna gliela potrei anche lasciar tirare. No, Cupi no, che alza la mano, Cupi no. Andrea sì, anche lui è dei gran piedi, quindi qualche punizione gliela potrei lasciare, forse. Senti, sarà un campionato importante per te e ti sei già dato un obiettivo personale anche in fatto diretti, se ci hai pensato comunque? No, assolutamente. Tu non pensi mai, mi dicono. Si dà sempre il massimo, poi quel che viene. Fatica da fare pronostici e il massimo, poi vedremo. Va bene, ti sei meritato la conferma, dai, facciamo un applauso anche a Lollo Traboni. Lui fa parte dei cugini in passato, Gegio Sebastiani. Ciao Gegio. Buonasera. Intanto benvenuto anche a te. Per te invece il campionato della conferma dopo le tante belle prestazioni che hai visto, che abbiamo visto eseguire lo scorso anno. Sì, è un campionato che non ho mai fatto, che non ho mai giocato, però non vedo l'ora che inizi, perché assieme a questo gruppo ci possiamo cavare diverse soddisfazioni essendo amici, e le gioie essendo amici valgono al doppio. Allora facciamogli un applauso anche a lui, a Gegio Sebastiani. Eccolo qui. Passiamo a Matteo Sebastiani. Matteo, allora tutti si chiedono, quest'anno giocherai o farai solo allenatore? No, sto scherzando. Allora, doppio ruolo importantissimo, quello appunto un centrocampista importante anche dal vizietto del gol, ma anche un allenatore, no? Con Dennis hai scoperto la voglia di guidare una formazione giovanile. Sì, è un'esperienza bellissima e l'ho iniziata l'anno scorso appunto con Dennis, con i bambini piccoli, che secondo me è la cosa più bella, perché da settembre a marzo vedi proprio il miglioramento, lo senti proprio anche nelle piccole cose, e quindi adesso proseguirò anche questo impegno e vedremo di riuscire a fare tutte e due bene.
Spesso si è parlato di un grandissimo gruppo, quello vostro, che vi ha portato lo scorso anno a vincere. Le prime sensazioni anche in base a questa serata, a questa presentazione, anche sui nuovi arrivati? Ma solo conferme, perché adesso bene o male quelli che sono arrivati li conosco e sono sicuro che si integreranno bene, perché se c'è una cosa bella di questo gruppo è saper stare insieme e integrare i nuovi arrivi, quindi su quello non c'è dubbio. Facciamo un applauso anche a Matteo Sebastiani. Passiamo a salutare il centrocampista Paolo Gori. Ecco, ti abbiamo salutato, puoi andare. Ciao Paolo. Scherzavo Paolo. Allora, innanzitutto un passato importante anche come Gabbo Raffaelli nelle file del San Marino, tutto quanto. Però avete visto un certo Mattia Stefanelli questa sera, no? L'avete quell'ambizione anche voi? Magari Gabbo non me lo dice, però tu di ritornare a giocare comunque in quei campi che contano, magari con il Nova Feltri. Ecco, vedi, qualcuno suggerisce. Abbiamo scelto un'altra strada io e Gabriele. No, abbiamo scelto altre strade, di andare a studiare a Bologna. Noi siamo stati bene l'anno scorso è stata la nostra soddisfazione, vincere con la squadra di amici e vincere con la squadra di casa, ed è stato bellissimo già quello. Queste sono le belle parole, salutiamo i centrocampisti con un altro applauso, grazie Paolo. C'è Mantini, è arrivato là. Allora chiamiamo Mantini, eccolo qui, vieni qui da questa parte, ti conosciamo. Quello forte. E allora, tu un campionato che ovviamente conosci, però hai frequentato altri tipi di campionato, l'anno scorso eri impegnato con il Piandimeletto nella promozione marchigiana, un campionato anche piuttosto, perché comunque nelle Marche è difficile, il campionato lo sappiamo tutto anche per agonismo. Questa stagione, vedendo anche le possibili candidate a dar fastidio al Nova Feltri, che tipo di campionato aspetti? Speriamo che sia un campionato ad alti livelli e i presupposti sono buoni, come dicevo anche nell'intervista che mi avevi fatto tempo fa, e Dennis mi ha parlato molto bene del gruppo e c'è un grande entusiasmo e quindi speriamo di far bene. Speriamo, ci crediamo. L'ultima domanda, un centrocampista, presentati un attimo ai tifosi. Sono un centrocampista un po' di rottura, di quantità, e cerco di dare una mano ai compagni, mi sono sempre disponibile. Il gol è la mia pecca, diciamo, ne ho fatti pochi, però ci proviamo. E per te ci penserà Lollo Fraboni, non ti preoccupare. Va bene, ringraziamo anche Francesco Martini, un applauso per lui. Grazie Francesco, ti lasciamo andare e adesso chiamiamo gli attaccanti. Un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto agli altri del gruppo, una stagione che abbiamo sentito anche dalla società che si aspetta moltissimo, soprattutto anche da te. Sì, diciamo che ci aspettiamo tanto da tutti, perché alla fine io da solo non valgo niente, siamo un gruppo fantastico, abbiamo delle caratteristiche che secondo me possiamo riuscire a fare bene anche in questo campionato, quindi pensiamo positivi e stiamo sul pezzo, insomma. Ecco, una battuta in più rispetto a quello che ha già detto Matteo Sebastiani, il tuo collega, sul gruppo, perché da quello che ho capito, io lo scorso anno non c'ero, è stato il gruppo la vera arma vincente che vi ha trascinato a vincere il campionato in seconda categoria. Sicuramente, dopo chiaramente anche le doti tecniche danno una mano, siamo tutti molto dotati, è stato un campionato strameritato, siamo contentissimi, è stato il nostro campionato e bellissimo. Ringraziamo anche Enea Pilotto e gli facciamo un applauso. I 4 intervistati useranno i seguenti verbi: sperare, scommettere, battere e analizzare. Sentiamoli. Puntiamo a fare il meglio. Quello che viene dal meglio sarà il risultato finale. Spero che sia abbastanza e soddisfacente per le aspettative della società, dei tifosi, ma non voglio togliere di rispetto a nessuno. Giocano i ragazzi e se loro essere il meglio vuol dire salvarsi, vorrà dire tanto di rispetto a quel risultato. Se sarà il playoff, tanto di rispetto a quello e magari anche vincere. Ma sì, è una scommessa per me e sicuramente posso promettere di non mollare mai e di lottare sempre fino alla fine, questo senza dubbio. Sì, dai, negli ultimi anni mi sono allenato molto su questa specialità, però so che davanti c'è uno come Lollo Fraboni e la palla gliela lascio a lui. Se lui me la lascerà le batto volentieri, però le punizioni sono le sue. Noi ti ringraziamo Andrea e ti facciamo l'in bocca al lupo per l'inizio della tua nuova stagione. Grazie mille, speriamo di divertirci tutti insieme. E dunque si riparte per una nuova stagione, una nuova categoria
e spero che riusciamo a far bene. I pronostici, ho visto molto entusiasmo, il pronostico non saprei dire, però quando c'è entusiasmo già ancora siamo a luglio, per me ci sono delle buone premesse. In tutto questo anche loro si mostrano confusi, insomma una pazza e calda estate Nova Feltriese, vissuta attraverso la canzone di Renato Zero, tanto per farvi capire le tante novità accorse, ma loro sinceramente ci avranno capito qualcosa o si chiederanno semplicemente sarò grande, vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo... Meglio allora prenderla col sorriso. Io